Ieri vade la giornata, pasaremo un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto primiero gran fullan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma, tutto primiero gran fullan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma e non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma. Desiree, a stucchiata. No, non mi visi du là che lo hai mettut. Ah! Veluca! Tada! Vecca il mio gioco preferito di quando ieri più piccole. Il gioco des lettaris. Dai, non sta a farmi spietamasse. O sei curiosa di provare a giuia di che giù che tu mi ha stanfevelato. Ma sono anche i fruits di chiase. Fruits! O sei rimasta al momento giusto per fare un gioco che gli piaceva tanto a Desiree quando era piccinina. Se sopulos con gli speraulis. Con questo gioco succedono anche robis magicis. Appena che attacchino movice che le dentro di questo sacco, attaccheranno anche a saltare fuori. No, sta di lu Desiree. Tachin subito. Va bene, Daria. Attacchiamo gli slettaris dentro dal sacco. Svelte, vuoi di essi super svelte e scrivi la parola barchie. Me sede. B-A-R-C-I-L-U-N-G-E. Barchie! Wow! Queste sì che è una robe magiche! Ben, come mi tocchi a me allora. Valise. Oh, c'è paraule. Ha anche un accento lungo. Me sede. V-A-L I con l'accento lungo S. Beh, non mi displasares. Fa la valise e la infairis. Magari sono tu ne barchie. Preciso. C'è giù divertente. Per Furlan sono sensi speciali che per Talian, per esempio, non sono. Come il C-I-Lung che ho vinchiatat in te paraule barchie. Hanno intendan col giù che magari ho chiati in altre particolarità delle lingue furlane. Ioi, un'esave. Me sede. Apostrof S, A, V, E. Zave. Ma tu hai schiattato il suon Z che si scrive apostrof S. Come mi tocchi a me? Mi luce. Io ho schiattato C con la cedilia. Allora. M, I, L, U, C con la cedilia. C'è divertimento, gioia con la lingue furlane. Sì, tu hai schiattato proprio un bel giù per passare il tempo.
e altri frutti, se so bulos con lis lettaris e lis peraulis. Dai, giù insieme! Fasin un giuc. Chi ha lait che stis lettaris, c'è mis mas. Ma se li smettin in ordine, diventeran une paraule furlane. Us doi un suggeriment. Elefant. Provate a mettere in ordine lis lettaris per creare queste belle paraule. Pronts, vie! Ma c'è bras, fruz! E come fate la stessa roba con la paraule gotte. Mettete in ordine lis lettaris. Pronts, vie! O se sparda bon svelz. Une ultime paraule di metti in ordine. Che. Vie! Sono stato nevore bulos i frutti di chiase a gioia. Sì, mi sa che sono proprio campioni delle lingue furlane. Dammi chi la tua manute, che ti conti una storiute di un mondo pieno di magie, di amis e fantasie. La principessa e Ghiatte. E ieri una volta una principessa di non Sofie, che viveva in tal chistiel di Ruvigne con i suoi genitori, il re e la regina. Una domenica, per occasione del suo compleanno, la regina gli ordinò a Sofia di mettersi il vestito color di rose. Ma la principessa, di risposte, e tacca per stare i piz. Non mi piace il vestito color di rose, o vuoi mettermi che il celeste? E gridà, ma che il celeste non l'è soppressato, e il soppressa le biel cherot, gli spiegò la regina. Ma non bastà per far cambiare idea a Sofia. E così e domandà ai famule di la su petor, per domandare al mag di prestare il so. Non c'è parenzione, o hai une fuffe nere dal mag? E rispondè la sierve. Po ben, allora o l'are io, e disse la principessa. E dopo vedit chest e taccala su. Dopo passe 150 stialins e arriva in som de tor. E con pass fofs si incamminà vers la stanza dal mag. Di là che si sentiva in saltafuro rumor stramps. La porta de stanze è ieri vierte. E Sofia arriva entra dentro e applatassi so de taule senza farsi viodi. D'ogni dal fug e ieri una grande chialderia, con dentro di tutto. Codis di suris, lenghis di croz, pel di ghiatto, ongulis di strie. Chialansi benator, Sofia e ol mal soppress, e Lucia passò di corse. Ben plank e torna in daur pari sì, ma senza volè e fasè colà un libri partiere. In che il mag si voltà a colpe le squaià. Tu has avuto tante olse di entrare in chiesa me, picciole smorfiosute, altonà. Come ti fasione, bielle? Ti muderai in tu neghiate, e fin quanto qualchidun non ti disarà, Sofia, io ti perdoni, no tu potràs tornare fantate. Il mag, allora, al proferì la formule magiche. Otis pocis, surisca somen stris, cu la lengua di crozzi fas tutto un svuacarot, di pel di ghiatte e abbondance, che tu sgnaulis dal chiav finte panze. E, in 4 vot, la principessa e diventà une biele ghiatte nere.
Intanto la regina, che non le deve tornare, e ieri là da Cirile. Ma quando che arriva in te stanze dal mag, non chiattà nessuno, se no la diatte, che appena che la viodè, i le donghi sgnaulant. La regina e provò più volte a clamare Sofie, ma non v'è risposte, e tornata al palazzo tutte sconsortate. Anche la diatta e le daur, ma stant che sgnaulava sempre, la regina si inrabbiò e le buttò fuori dal balcone. La principessa e lei apparase in te chiase d'oglie, egli entrò per un barcone in sfese e le drette in cusine, t'accanta sfreolassi intorno des gambis di Lise, la parone di chiase. Viota chi c'è bielle tuie, e dise Elise, proprio come sono restate cence ghiaz. Tu mi fasaresti su nevore di compagnie. Si sbassà per chiarecciale, e in quel arriva lei la targute. Sofie. Ah, Sofie, tuo non. Ben, o hai gusto di savelu. Tal domani, e per ducci dische a venirin, la diate e fase dome di spiezza il suo parone. I rovinà un biel foulard di sede, e sgrifà gli stendis, poi disfà un glimuccio di fili. Ma Lise, che ieri buine come il pan, non si inrabbià neanche una volte. Una buinore, però, la diate le disore in te chiamere, lì che ieri la figlia di Lise a dorminte scune, e sgrifà tutte la musute. La fruttina taccava i disperade, e quando la Mari arriva dentro, e viodè il malfat, e gridà a Ediate, brutte besteate, non fossi sto mai venuto in queste chiase. Ma istes non arrivà a dare neanche un pataf. Qualche tempo dopo, sozzere, la fruttina ieri che dormiva in te chiamare, col barcone in sfese. Di colpo, un buff di aia lo spalancà, pleando la flamme dei candele intorno al vel che altaponava la scune. La diatte viudù c'è che stava succedendo e lei in son de schialis e t'accasgnò l'applo e fuart che podeva. Lise corre su di corse e arriva ad ora a salvare la picciole e a distudare il fuoco. Poi è chiapassuta al braccio la diatte e gli dise: ben, Sofie, io ti perdoni. Tu mi has fatte diventare matte, ma se non fosse stato per te, la mie frutte sarei sbrusate. In quel, une luce stranie ma biele chialde, egli emplà la stanze, e come per inchiant, la diatte e tornai essi une principesse. Lise non arrivava a credere sia voi, e Sofia allora contà tutte la storia, ringrazianle di vele liberate da striamento. La principessa podè così tornata al suo palazzo, che tal domani si emplà di inti vignude per fai fieste. Di che di lì la malinconia e fodome un brud riquart, e tutti a tornare in a essi contenti. Vedi qua, vigli, che hai tanti rut prima. O so là a gioia a chiesa di Desiree e mi sarei tan piaciuto che tu venissi con me. Ho fatto un gioco par da buon divertente e tu avevi di viodi, i frutti di chiesa sono stati su nevore, bulos con la lenghe furlane. Chiale com'ò, ti mostri il tonon. Me sede. Vigli. V, I, G, i lung che si lei, Dieu, I, vigli. C'è bien il nome che tu hai, però. E come fai in culgnò? Me sede.
Daria. D-A-R-I-A. E come o altri sfruzza a chiesa o potete provare a fare questo gioco con i vostri no, col nome dai vostri genitori, dai vostri amici o parenti o con altri speraulis. Mamma! Ieri va della giornata, pasaremo le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amici, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo le storiute, con ti giochi siamo stili, ogni dì si fa così, tutto il miel do gran